Va ora in onda la rassegna stampa. Sembra un russare un po' brutto, però questo. Sembrava più un maialino. Aspetta, rifammelo sentire un attimo. Sentire. Sì, no, io non russo così, no. Sono più gentile, aggraziato, eh. Non oserei mai, però un ossequio a tutti coloro che hanno fatto tardi ieri sera con noi, un ossequio ulteriore a quelli che hanno fatto ulteriormente tardi, perché poi c'è gente che è uscita fuori a cena, a bere. E vabbè, succede, è stata una serata di festa e abbiamo fatto una bella informazione. Di cosa sto parlando? Ma della trasmissione che abbiamo fatto ieri sera. Aspetta che vado. Cos'è questa? C'è qualcuno che sta suonando? Mi ero dimenticato che c'è qualcuno che suona a quest'ora. Dai, lo sappiamo, abbiamo i chitarristi all'interno della musica indipendente che ci tengono compagnia in rassegna stampa e dobbiamo ringraziare il grandissimo Roberto Salis in sottofondo. Ieri sera c'è stato, mostriamo la locandina, guest star, che non è dialetto, che non è neanche subito interpretate scritto Guest Star, la nuova trasmissione di Radio Libertà, puntata 0, per inventare un nuovo tipo di comunicazione, una trasmissione multimediale che è in diretta sulle nostre frequenze ma anche sulle principali piattaforme della Lega, quindi la Lega Salvini Premier, Alessandro Morelli. Ieri avevamo ospite Claudio Borghi Aquilini e anche lui ci ha condiviso sul suo X, ragazzi, milioni di follower, e ci siamo divertiti a fare della potente controinformazione e soprattutto, da quello che vedo, mi hanno subito mostrato i dati d'ascolto su internet, ragazzi, alla grande, un ascolto altissimo, soprattutto pensa un po', Simone, buongiorno intanto, pensa un po', il massimo ascolto c'è stato quando abbiamo parlato male del Presidente della Repubblica, perché se parli male del Presidente della Repubblica tutti alzano il volume e dicono: oh cazzo stanno dicendo questi? C'è stato qualche momento in cui hanno tentato di bloccarci su alcuni social, ma questo è normale per la nostra emittente, perché diciamo cose, a differenza di altri che dicono cose assolutamente normali, scontate, lapalissiane, sembra di sentire parlare il capo di Forza Italia. Noi diciamo invece cose diverse, grande come l'universe, e quindi a volte ci censurano dei social perché diciamo cose contrarie alla community. Bene così, e io ringrazio davvero Alessandro Morelli, Claudio Borghi Aquilini, Sammy Varin e tutti i tecnici che ieri sera erano qui negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano, compreso gli ospiti che non abbiamo invitato, nel senso che non siamo ancora partiti con la trasmissione ufficiale, partirà a settembre, ma sono venuti lo stesso, ospiti, pubblico, gente che è passata per caso, non so quanto, visto che l'avevamo annunciata la trasmissione, e ci è venuta a trovare nei nostri studi. Grazie davvero, e soprattutto naturalmente restiamo in contatto per cercare di migliorare sempre più la nostra piccola grande radio, che sarà pure una radio di nicchia, ma porco cane, chiamala di nicchia. Sto guardando centinaia e centinaia di WhatsApp che sono arrivati nel corso della serata e della notte. Bene. Il buongiorno si sente dal Varin, quindi un'ode, dicevamo, a chi ha dormito poco questa mattina. Me la sto cantando e me la sto suonando, naturalmente, però ragazzi, il dovere di essere qui in vostra compagnia, di tenervi su con il molare per i dentisti all'ascolto, nonostante le brutte notizie che quotidianamente sono obbligato a leggere, perché devo leggervi i giornali, non è che leggiamo la settimana enigmistica, e insomma per me è veramente una missione che faccio molto volentieri. E quindi volevo partire, non so neanche io,
Ma oggi partiamo dal Fatto Quotidiano, facciamolo strano, perché sono quelli che prendono, ecco, mi ha sbattuto fuori, il Fatto Quotidiano non è abbastanza di sinistra. Ma non ci posso credere, dai, non è abbastanza. Sapete come funziona il nostro computer di bordo? Lo dico perché giustamente c'è gente nuova che magari ci ha scoperto da poco. Abbiamo un computer di bordo comunista che, quando scelgo un quotidiano non abbastanza di sinistra, ci sbatte fuori semplicemente dal software, dal programma, no? E infatti proprio per quello io prendo al volo la cosa, facendo l'appello figlio d'Apollo: aiutate questa radio, pietà, fateci comprare un computer di bordo che sia meno comunista. Conto corrente postale 37671294. Tu dici, fai apposta, Sammy Varin, a uscire dal programma così puoi fare lo spottone. No, conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano, con causale contributo volontario, e bastano 5 euro per aiutare la nostra radio, ragazzi, non vi chiedo molto, 5 euro, fate la carità. Chiaro anche per voi che ci seguite sul sito internet radiolibertà.net, in alto a destra c'è Dona Ora, ci cliccate sopra, con una carta di credito, con un bonifico 5 euro per il computer di bordo di Sammy Varin, e mi fate diventare il microfono verde. Non so se mi guardate in radiovisione, Simone non se ne è mica accorto, perché quante birre, 17 ieri, ho il microfono verde, e questo è assolutamente un caso, perché io non l'ho mica voluto verde. Vi sembra che il verde sia un colore e l'ho voluto verde, e infatti quello di là che non si vede è rosso, no, via. Posso provare a mostrarvi il Fatto Quotidiano? Salutiamo gli amici della radiovisione, gli amici che ci seguono sul sito Radio Libertà, ma soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier. Voi che eravate collegati anche ieri in migliaia su questa pagina Facebook, che ha più di 1 milione di follower. Ma salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono con la Radio DAB. In giro per le vacanze siete in tantissimi che mi state scrivendo in queste settimane che avete scoperto finalmente Radio Libertà in DAB. Eh sì, siamo anche in radio in tutta Italia, ma è come fare la spesa dal contadino, dovete cercare il nostro segnale, quindi non schiacciate FM, roba separata, basta, via l'FM, roba vecchia, vetusta, anni 80, anch'io ero in FM negli anni 80, poi sono cresciuto. Non schiacciate FM, schiacciate DAB, D-A-B, e scoprite questa nuova banda di informazione. Non c'entra l'internet, sono sempre onde elettromagnetiche, ma nella banda DAB ci sono molte più radio tematiche che fanno rock, country, disco music, che parlano, e ci siamo anche noi, Radio Libertà. E a differenza delle radio da 4 soldi, noi in DAB siamo in tutta Italia, quindi da Milano a Roma, a Napoli. Se girate in vacanza in macchina o in camper, schiacciate DAB sulla vostra autoradio e il nostro segnale non lo perderete più. Chiaro che se non avete un'auto recentissima che non ha la banda DAB, potete comunque collegare il vostro telefonino all'autoradio tramite Bluetooth, ed è la stessa cosa, solo che utilizzate i gigabyte del vostro abbonamento. Capito, mi hai? Il Fatto Quotidiano, eccolo qua, ve lo mostro e non lo leggo. State vedendo? Io mi vergogno quasi a leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano. D'altronde è stato il primo commento di ieri sera alle 21, quando siamo andati in onda con Guest Star, la nuova trasmissione transmediale con Sammy Varin, Alessandro Morelli, e c'era anche Claudio Borghi Aquilini. La prima notizia che abbiamo commentato è stata quella che siamo riusciti ad abbassare un po' il diesel, ragazzi miei. Dio mio, ma sempre brontolare, ragazzi miei.
abbiamo abbassato le accise sul diesel, ma non sulla benzina. Aspetta un momento, dobbiamo controllare l'extragettito delle accise. Oh, ma dobbiamo spiegarvi tutto, popolino. Beh, guarda un attimo cosa scrive il Fatto Quotidiano, mi vergogno a leggere questo titolo. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Sì, si sono fumati davvero qualcosa, ma soprattutto l'immagine, c'è Tajani e Giorgetti dietro con una faccia mica tanto allegra, ma soprattutto in primo piano, guarda Simone, c'è Salvini e la Meloni con la sigaretta in bocca che stanno fumando, signori. Che schifo. Allora, a parte che io sto diventando veramente razzista verso coloro che fumano le sigarette, penso che ormai sia una roba passata. Se proprio dovete fumare, cazzolina, fumate le sigarette elettroniche, che almeno non puzzate, capito? Ma loro, sia Salvini che la Meloni, hanno smesso di fumare da tempo. Giornalisti del Fatto, sveglia! E qualcuno gli può fare una mail, eccetera. Questi non fumano da tempo, si vede che veramente quelli del Fatto Quotidiano non escono dalla redazione, non li hanno mai incontrati in questi mesi. Fatto sta che, come dicevamo ieri in Guest Star, la trasmissione che è partita ieri sera, che poi ricomincerà a settembre, è stata la puntata 0, siamo riusciti chiaramente come governo ad abbassare un po' il prezzo del diesel, e quindi da quest'oggi chissà mai che scenda sotto i 2 euro, a bradar. Fatemi sapere se i benzinai si sono svegliati bene stamattina. Siamo riusciti a non aumentare le sigarette, che è una notizia. Tu dici che cacchio te ne frega, Sammy Varin, che non fumi. No ragazzi, perché era l'inizio della fine, cioè voleva dire cominciamo ad aumentare le tasse perché non ci sono più soldi per diminuire la benzina, il gasolio, insomma, per, non dico facilitare la vita degli italiani, ma renderla meno impossibile, perché proprio adesso che si va in vacanza, che aumenti così il gasolio e la benzina è terribile. Beh, il primo passo lo ha fatto, il governo ha abbassato le accise sul diesel, quindi dalle prossime ore dovremmo essere almeno non sopra le 2 euro, e qui chiedo a voi, cari ascoltatori, di farmi un whatsappino al 340 67 09 659, solo se avete buone notizie, nel senso che se passate davanti al benzinaio che è sopra i 2 euro, non state lì neanche a fare fatica a fargli la fotografia. Io vorrei un benzinaio con il gasolio, sotto i 2 euro questa mattina. Chi mi fa la foto vince, chiaramente. Cosa vince? Beh, potrebbe vincere ad esempio un'ospitata qui nei nostri studi durante la prossima puntata di Guest Star. Mi hanno già precettato Bagnai per settembre, però non è detto, insomma, vediamo chi invitare con gli impegni parlamentari, eccetera. Quindi il Fatto Quotidiano prende per il culo perché ci sono solo spiccioli sul diesel e c'è stata una rissa su tasse e fumo. Vero. Forza Italia e Lega hanno detto no, perché Fratelli d'Italia voleva aumentare le tasse sul fumo. Quindi voi fumatori puzzolenti ringraziate Lega e Forza Italia, ok? Resterà sopra i 2 euro, però, titola il Fatto Quotidiano, perché porta una sfiga della miseria, io mi sto toccando, non so voi. Il prezzo del gasolio non scenderà, prevede il Fatto Quotidiano, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumenti dei tabacchi. Insomma, lo sappiamo, per questo giornale, il Fatto Quotidiano, si è sempre tutti contro tutti. In prima pagina c'è anche la notizia che passa un po' sotto traccia, perché sembra che non gliene fotta più niente a nessuno, ma il governo ha messo altri soldi per l'Ilva, mentre il Tribunale di Milano ha ordinato di spegnere
l'Ilva, spegnere l'area a caldo. Cosa significa? Che c'è inquinamento, che bisogna togliere i pannelli inquinanti e togliendo quei pannelli l'Ilva va spenta, almeno i famosi altoforni, che sono quelli praticamente che permettono di produrre a caldo l'acciaio. Quindi soccavoli per migliaia e migliaia di persone. Ci metto ancora un punto interrogativo perché voglio sperare che accada qualche cosa. Riusciranno a venderla? Abbasseranno il prezzo? Oggi se ne parla su tutti i quotidiani, anche se non in primissima pagina, perché sembra ormai che il destino di migliaia e migliaia di persone, che ci frega e che ci importa. Corriere della Sera, andiamo subito sul sito elettronico perché giustamente tutti i siti sono aggiornati con lo sconto e il Corriere specifica, caro carburanti, in vigore lo sconto di 17 centesimi. Tu dici è una carità proprio, non è una carità, sono 125 milioni di euro, ragazzi miei, fino al 6 agosto. Come funziona? Quando si applica Salagadula Magicabula. È prevista una riduzione soltanto sul gasolio, lo ricordiamo, quindi non menate il torrone al benzinaio se la benzina ormai sfiora i 2 euro. Quella adottata dal governo è una soluzione ponte, perché a noi piace il ponte. Cosa significa? Che dobbiamo aspettare il 6 agosto quando arrivano i dati dell'extragettito fiscale, che è una specie di Superman dei soldi. Se arrivano più soldi dall'extragettito fiscale, perché tutto è aumentato chiaramente, quindi più tasse, e il governo ha incamerato più tasse, riusciremo con quell'extragettito ad abbassare anche la benzina. Mi sono spiegato? Sicuramente no, non l'ho capito io, ti immagini, sono riuscito a spiegarlo a voi. Dai, scherzo! Subito sotto l'argomento che non viene neanche sfiorato da Sammy Varin, perché lo sapete io cosa voglio coltivare nei campi di calcio? I pomodori sardi. Io odio il pallone, odio qualunque tipo di sport, in effetti ho una panza che non finisce più, però mi pare che la stia azzeccando, insomma, perché stanno accadendo cose nell'ambito dello sport e voi che siete tifosi siete sempre più mosci, mi sembra, o più incazzati. Ditemelo voi. Per tornare in azzurro ha rifiutato 2 offerte e ora Mancini è il favorito, ma la Golo preferisce a Conte, per me è arabo, però questo è il Corriere della Sera, poi adesso vediamo anche sul cartaceo. Questa volta decido io, l'ultimo faccia a faccia tra Malagò e Maldini. Questa invece è l'apertura di Repubblica. Pensa, la notizia principale per il quotidiano La Repubblica. La Sensta. Mi fate un whatsappino con il prezzo del vostro gasolietto? 340 6709 659, soprattutto voi che mi seguite in giro per l'Italia o per l'Europa. Ieri, sempre nella trasmissione con Claudio Borghi, che riascolterete in replica oggi a mezzogiorno, quindi attenzione, io finisco a mezzogiorno ma poi ricomincio, sono straordinari quelli. Ieri effettivamente Claudio Borghi ha detto attenzione che siamo anche fortunati, perché qua in Italia abbiamo attivato le accise mobili! Le accise mobili, sì, e non ce le ha nessuno le accise mobili. Noi ce le abbiamo mobili le accise e quindi abbiamo questa fortuna che se incameriamo più soldi con l'extragettito fiscale possiamo giocare piru con le accise mobili. Tu dici non c'è limite all'idiozia. No, è una cosa intelligentissima, solo che bisogna che si formi questo tesoretto per poi abbassare le accise, capito? E ci vuole tempo perché devono spremerci per qualche mese e poi con i soldi in più guadagnati, capito? E quindi siamo fortunati ad avere le accise mobili. Sto guardando i vostri WhatsApp. 340 6709 659.
no, devo resistere, non li devo leggere. Non li devo leggere adesso perché li leggo dopo le 8. Io ogni mezz'ora ho una pausa musicale perché questa è una rassegna stampa senza senso, metto un artista indipendente e poi leggo i vostri WhatsApp. Quindi abbiate fede che tra poco li leggo, ma non subito. No, se no poi vi vizio. Io so che se vi vizio poi cominciate, come state facendo, bastardi, a scrivermi come matti, così io vedo tanti messaggini e cado in tentazione. No! Resisto e vi porto come premietto sul quotidiano La Verità. Taglio alto. Il governo taglia le accise solo al diesel, prezzo giù di 17 centesimi. Ma voi eravate più sfigati, quelli del gasolio, e a parte i privati, ma chiaramente il governo ha pensato a tutto il resto, cioè le merci qui per il 90% e passa viaggiano su gomma, per cui la spesa che fate nel vostro Esselunga preferito, perché chiaramente frequentate solo l'Esselunga, se ascoltate Radio Libertà, qui alla Coop è vietato entrare, a me proprio non mi fanno entrare, signor Marini, fuori. Tutto ciò che arriva col camion, e quindi ti puoi immaginare, io voglio spezzare una lancia per queste grandi catene di distribuzione, e tu ti puoi immaginare la fatica che questi fanno per non aumentare i prezzi ogni settimana. Sì, tu dici, sì, non li aumentano, ma ti danno la confezione più piccola, che uno poi fa fatica anche a vedere, no? A una certa età non siamo più giovanissimi, per cui non ci accorgiamo che la confezione è più piccola. Tu dici, ma sei proprio acceccato? Sì, e se poi cerchiamo di leggere quanti grammi ci sono dentro, men che meno, perché è scritto piccolissimo, fatto sta che in qualche modo cercano di rientrare nell'aumento dei prezzi da questa cosetta. Bene, il diesel scende di 17 centesimi, controllati alla pompa, se quest'oggi avete notato un ribasso, fate la foto alla pompa e me la inviate al 340 6709 659, perché voglio vedere se ci pigliano per il culo. E a questo punto sono le pompe che ci pigliano per il culo. Posso essere volgare? Tu dici no, perché è sempre la compagnia che decide. Sì, ma allora perché da un benzinaio all'altro, da una pompa all'altra cambia il prezzo, anche se la compagnia è la stessa? Me la spieghi sta cosa? Io non riesco a capirla, sono davvero ignorante, chiedo a voi, scrivetemi un WhatsApp 34067 09 659, tra 5 minuti li leggo. Ma il governo ce l'ho proprio in testa, il governo, tu dici tanto tra poco salta, no? Guarda che la nostra astrologa l'ha previsto, che se non adesso d'estate, in autunno salta tutto. Io spero veramente di no, anche perché insomma adesso compie gli anni, diventa il governo più duraturo, e lo facciamo saltare prima. Il titolo principale del quotidiano La Verità è questo: delitti nel nome di Allah. Che non è la prima volta, però di solito questi urlavano all'Akbar e allora vabbè, lasciamolo andare al bar. No, questa volta questo ha urlato che gliel'ha detto Allah di accoltellare la gente per Parigi. Ci aveva parlato insieme. L'Occidente, paralizzato dai sensi di colpa, apra gli occhi, scrive oggi La Verità, che promuovo quotidiano del giorno perché lo vedrete cosa c'è dentro oggi. Delitti nel nome di Allah, che schifo. Con tutto il rispetto, ragazzi, per una religione anche bellissima, ma non può una persona ammazzare nel 2026 in nome di una religione. Cioè, ci siamo passati anche noi con le crociate, magari avevamo anche un po' ragione, però abbiamo riconosciuto i nostri errori. Questi non riconoscono mica l'errore, anzi proseguono oggi, ieri, l'altro ieri a Parigi nel 2026. E chiaramente il quotidiano La Verità fa un po' riassuntino delle ultime ore. A Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà.
Già, ma anche questo aveva problemi, vero? A Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica. Aveva parlato con Allah, ragazzi, che culo. Noi non riusciamo mai, io non riesco a parlare neanche con il regista Simone perché non mi caga, e questo addirittura parla con Allah. A Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. In poche parole, non lo si dice sotto traccia perché giustamente sono fatti molto privati e c'è anche il dolore per una persona morta. Gli aveva fatto delle proposte il giornalista al tunisino e il tunisino ha detto: io sono islamico e odio i gay e quindi ti ammazzo. In poche parole potrebbe essere andato così, ci distoglieva dalla fede, che è il motivo per cui secondo me anche quell'altro a Parigi ha coltellato le donne, perché comunque probabilmente gli si vedeva un pezzettino di gambetta o qualche cosa che non si deve vedere. Quanto ci scommetti? Quanto ci scommetti? Gli è suonato il telefonino, era Allah, gli ha detto ammazza Kill che si veda un pezzo di gamba, e l'ha ammazzato. Non sono morte, per fortuna. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città. Ecco la frase variniana, signori. Sono tra di noi, Scialpi non era mica scemo a cantare questa cosa. Sono tra di noi e ci fanno pure la pizza buona e noi gliela compriamo come faccio io ogni mercoledì. C'è da fidarsi? Non succederà qualche cosa prima o poi che ricevono una telefonatina da là e avvelenano tutte le pizze? Dai, tiè, quella lì, riprendimi che sto facendo i cornetti, la. C'è la pausa, vabbè, aspetta ancora un secondo, ho un minuto, non sono ancora le 8. Centro pagina, sempre sulla Verità. Altro che infiltrati, i Notav rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze. Nessuna presa di distanza. La devastazione l'abbiamo subita noi, hanno detto quelli della festicciola. Gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuna. E scopriremo poi da altri quotidiani la Schlein che si è svegliata dopo quanti 2-3 giorni a condannare le violenze Notav. Wow! Bentornata Schlein! E inoltre la Schlein prova a vietare il Colle alla Meloni, ma cade su Ranucci. Questo è il titolo di spalla del quotidiano La Verità, che tra poco scopriremo insieme.
ecco, perché sembrava non volesse mai finire, un po' pazzerello, questo pianista, ma nella sua verve è Jon Batiste, John con la J, Batiste, lo trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube è appena uscito un nuovo album, questa è la traccia di apertura del suo ultimo album intitolato Black Mozart, un Mozart nero. Per farvi capire che non siamo assolutamente razzisti qui a Radio Libertà, stiamo trasmettendo l'intero album, ogni settimana metto un pezzo differente. Questa è Facile Batiste, Facile Batiste, se lo volete alla francese. Perché? Perché è un crossover classico jazz in chiave moderna della famosa sonata Facile di Mozart, ok? Che poi tanto facile non è un casino della miseria, ma giustamente ascoltarla è una goduria. Buongiorno da Sammy Varin, ma perché ti sei alzato in piedi, Sammy Varin? Lo chiedo a me stesso, se lo chiede anche il regista Simone, che ringrazio per la simpatia, perché Antonia ci ha inviato 50 euro. Simone, grazie, applaude anche lui con fatica, signori, perché la fatica del regista a togliere le dita da quei cursori non potete immaginare quanto sia grande. Antonia, ti amiamo, ti vogliamo sposare, non importa se siamo già sposati eppure tu lo sei, ci risposiamo insieme. Scherzi a parte, mi risiedo perché ho dormito 3-4 ore, ragazzi, con sta trasmissione Guestar che ha avuto un successo pazzesco ieri sera, continuerò a dirvelo per tutta la trasmissione, non rimproveratemi. A mezzogiorno ci sarà la replica. Ieri sera la prima puntata di questa trasmissione trans, ma trans però in senso buono, transmediale. Siamo andati in onda sulle piattaforme più variegate con un successo pauroso, tutti ad ascoltarci e anche a guardarci. Devo ringraziare ancora una volta chi ci ha dato una mano, soprattutto il senatore Alessandro Morelli, che era co-conduttore, io ho fatto un po' il vigile in questa trasmissione, e lo spitone che è venuto qui appositamente nei nostri studi, Claudio Borghi Aquilini, che ha detto cose, perché il bello di questa trasmissione è che vogliamo fare notizie, vogliamo fare agenzia, come si dice in gergo. Bene, vediamo oggi cosa uscirà, perché bada ben, ieri sera i nostri colleghi dormivano tutti, però secondo me questa mattina usciranno agenzie con dichiarazioni potenti di Claudio Borghi Aquilini. Chiaro che se volete riascoltarle, perché ieri avevate impegni, non ci avete sentito in diretta, andate sulle pagine di Radio Libertà o su quella di Lega Salvini Premier o su quelle di Alessandro Morelli o su quelle di Sammy Varin, potete riascoltarvi la trasmissione. Ma a mezzogiorno su queste frequenze la ritrasmetteremo per intero da mezzogiorno alle 2. Grazie Antonia per il sostegno economico, perché non ti dico che ne abbiamo bisogno, perché sono il solito, dai, pezzente che fa chiede soldi agli ascoltatori. Una delle cose più brutte, soprattutto adesso che siamo qua a litigare col benzinaio che non abbassa il gasolio. L'hanno abbassato sto gasolio, ve lo chiedo, per un amico. I distributori furbi hanno ieri aumentato di qualche centesimo in attesa del ribasso. Erminio, sai che hai ragione? Ma davvero, io che faccio sempre la Milano Varese, c'è il famoso distributore, l'avrete notato anche voi, quello di Lainate, che ha il prezzo più alto del mondo. Ma davvero, siamo arrivati a 2.520, non vorrei sbagliare, 2.520 ieri mattina, anticipato. Se vi sembra un prezzo normale questa cosa, ditemelo voi. Da nessuna parte penso si possa eguagliare il distributore di Lainate, però fatemi sapere. 340 67 09 659, naturalmente l'appello figlio d'Apollo è: se vedete il gasolio sopra i 2 euro, per favore non fermatevi a fare gasolio, ok? Fate gas, fate qualunque cosa, fate la pipì, ma non fate il gasolio. E cerchiamo di premiare anche le pompe che non dico non ci vogliono guadagnare, perché in questo momento la speculazione secondo me c'è dappertutto, i furbetti ci sono, ma che non facciano gli esagerati,
ma il fatto quando chiude, così smette di scrivere cagate, scrive Pietro, caro Pietro, noi non vogliamo che chiuda niente e nessuno, perché quando chiude un giornale ci sembra che domani tocchi a noi, per cui ben venga, il fatto deve continuare a esistere. Io sto aspettando che l'Unità ritorni in edicola, ragazzi, sono un po' depresso per questa cosa, anche perché il direttore Sansonetti è perennemente a Rete 4 fuori dalla porta che aspetta che gli facciano un'intervista, per cui no, ma c'è quasi sempre Sansonetti, sai, lì ci sono sempre i soliti che girano, una volta alla settimana arriva Sansonetti, però c'è tanta tristezza, io parlo dell'aspetto lavorativo e poi anche quello, certo, di una certa ideologia di sinistra che è giusto che esista, quando poi sai che uno è di sinistra e va bene, che ti fa incazzare quando uno dice che non è di sinistra eppure sposa determinate teorie, o quando uno dice no, c'erano due piazze, c'erano quelli che menavano e quelli che no, e però noi siamo diversi dagli altri. Ma come, l'hai convocata tu la manifestazione? Ci arriviamo a Bologna tra poco, perché ieri ha parlato la Lega in consiglio comunale a Bologna e si sono visti fuochi artificiali. Eccolo qua il manifesto per tutti gli amici di sinistra, che so che più o meno simpaticamente mi ascoltate, molti anche perché siete vecchissimi ascoltatori dei tempi passati, quando Sammy Varin faceva le prime radio private, e siete un po' rimasti affezionati alla mia voce, non so cosa ci troviate, però anche se siete comunisti io vi ringrazio. Il manifesto, predoni di Stato. Cosa vorrà dire? Non c'entra niente il nostro Stato, una volta tanto. Si parla dei coloni israeliani che incendiano e attaccano. L'esercito spara e arresta. La Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese. Ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Manifesto. Subito sotto, carburanti sconticino solo sul diesel. Il governo taglia le accise sul gasolio, che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. Ribadisco e discoriba, abbiate pazienza, Mago Varin prevede che i primi di agosto ci sarà anche un taglietto sulla benzina. Stiamo aspettando i dati dell'extragettito, ok? Ed è chiaro che, ripeto, senza aumentare le tasse, perché sono già alticce, e siamo riusciti a fare questa cosa. Non abbiamo aumentato le sigarette. E c'è da fare festa per voi fumatori, perché ripeto, sarebbe stato un ulteriore balzello dei già tanti che ci sono. Mi è venuto in mente, tra i tanti messaggini che ci avete inviato ieri, giustamente qualcuno diceva: ma senti, perché per risparmiare non cominciamo a togliere un po' di bonus? E anche questa cosa non è male, queste mancette a destra e sinistra, è chiaro che qualcuno ne approfitta e può essere una comodità, ok? Anche se chiude il fatto, c'è Rete 4 per loro, aggiunge l'ascoltatore. Vero, 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 vero. Le sigarette elettroniche sono piene di agenti chimici più dannosi del tabacco, o poco cane. Io non ho mai fumato, ma non mi sognerei mai di impedire a chi vuole di fumare. Chiaro che è vero, comunque le sigarette elettroniche non puzzano, anzi molto spesso profumano, però gli studi sono appena cominciati, perché alla fine cos'è, da 10-11 anni che sono apparse queste sigarette elettroniche. Non è ancora chiaro se facciano male e quanto facciano male. Mi piacerebbe saperne di più. Anch'io ho la fortuna di non fumare. Ho provato da ragazzino, come tutti, a 12, 13, 14, 15 anni, provi qualche sigaretta. Ho provato persino, vi ricordate, quelle al mentolo? Erano fantastiche. Beh, adesso quelle elettroniche c'è la versione menta e che effettivamente comunque ha un buon sapore. Ho provato persino quelle senza filtro, erano pazzesche.
ti rimaneva in bocca proprio il pezzo di tabacco. Non ci ho mai provato niente, cioè sì, lo fai per essere figo una volta con gli amici, ma prendere il vizio è veramente da deficienti, nel senso deficior, e ti manca in quel momento la forza di volontà per dire stai facendo una cazzata, va bene, sì, ogni tanto una, ma non prenderlo come vizio. Questo per avere sovvenzionato un cocainomane con miliardi di euro per una guerra non nostra e non aver più voluto il gas dalla Russia. Cicca cicca il fatto che appunto siamo rimasti con il gasolio che è alle stelle e attenzione, oggi c'è sul Corriere, mamma mia ragazzi, qui bisogna veramente toccarsi, è sul Corriere l'intervista con Tabarelli, mi pare di sì, e che dice attenzione perché potrebbe anche cominciare a mancare il gasolio e la benzina perché non siamo organizzati, le nostre raffinerie non fanno più niente e non ci sono le materie prime, guarda un po'. Che bello risentire il nostro va pensiero nell'apertura della rassegna stampa, grazie infinite Olvia. Sì, abbiamo ricominciato da tempo ricordando il nostro capo Umberto Bossi ogni mattina alle 7:25 prima dei famosi gattini di Rossini che prendono un po' in giro tutta quanta la carta stampata che si parla, si abbaia, in questo caso ci vorrebbero i cagnolini, si abbaia contro un giornale contro l'altro. Prima dei gattini mettiamo sempre una versione del va pensiero, molto spesso anche strana, particolare. Oh, grazie Pierluigi che mi fa avere la fotografia. Carugate? Ma Carugate dove? Dove c'è l'Euromercato? C'è ancora l'Euromercato? Ci andavo ai tempi, andavo alla fiera della Martesana quando lavoravo a Via Radio. Ciao amici di Via Radio. Diesel 1989 1989 signori, a Carugate. Siamo nell'Interland di Milano, a 2 passi da Monza, da Grate Brianza. È la Super 1969 ragazzi, mi sembra un prezzo molto decente. Allora se fosse così anche in altri posti, andiamo davanti alla redazione del Fatto Quotidiano, li facciamo te, è un bel gesto dell'ombrello o anche il dito se preferite, decidete voi. 1,989 il diesel a Carugate. Grazie davvero Pierluigi, gentilissimo. Se avete dei prezzi sotto i 2 euro per il diesel, whatsappate al 340 6709 659. Sammy, stamattina sei fortissimo, sei meglio di Nino D'Angelo. Nino D'Angelo? Ma questa è un'offesa, scusami. Mi sento offeso, mi vergogno come un cane. Ma che io me ne vado. Ma me ne vado via. Ma devo andare avanti con la trasmissione. Ma non è. Nino D'Angelo ha detto. Nino D'Angelo. C'hai un po' di Nino. Io la faccia da Nino D'Angelo, quello che canta. Ho l'accento da Nino D'Angelo. È inutile che fai quella faccia sorniona. Veramente non sono mai stato offeso così, ma proprio mai. Mi viene da piangere, però devo andare avanti. Non devo piangere. Vedi, il regista che ti rincuora, è bello avere un regista così, grazie Simone. Bene, il computer che mi ha risbattuto fuori, mi fa piacere perché comunque ti dà una forza di vivere della miseria. Io non so se riesco a proseguire, mi hanno dato del Nino D'Angelo che io sto cercando di ricordare se almeno una canzone bella, un jeans e una maglietta, era un film mi pare, il jeans e la ancora Nino Frassica potrei capire, Nino D'Angelo. Oh, che vogliamo bene, così come a Gigi D'Alessio, sono quel giusto, no, ma io sono stato contento anche che abbia vinto il Festival di Sanremo, quell'altro lì che era da decenni che aspettava il suo turno, finalmente è arrivato il momento, ha vinto e adesso vabbè.
Ok, facciamo finta di niente. The show must go on, devo proseguire la mia rassegna stampa. Rassegnatevi ad avere Nino D'Angelo in diretta. Mi viene da piangere, no, non ce la faccio, si può. Leggi tu la verità, per favore. Non me l'aveva mai detto nessuno, ti giuro, ma neanche mia nonna Antonia quando facevo tardi non mi ha mai dato del Nino D'Angelo. Come ti permetti? Ma fatti i cazzi tuoi, ma guarda un po', ha parlato quello che vive in Puglia per gran parte dell'estate, signori! E ti facciamo entrare in Bellerio, ti faccia senza chiedere i documenti, eh? Ah, quindi faccio anche la figura da pirla che parlo da solo, capito? Grazie, grazie. Mi parla in preascolto, per cui è come se parlassi con i fantasmi. Mi ha chiamato Allah anche a me. Va bene, ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti. Fate finta di non aver sentito niente, infatti non avete sentito niente. Sono Nino D'Angelo dalle frequenze di Radio Libertà. L'Epore ha già chiuso il processo per Fakir. Vuoi dire altro? No, se vuoi dire altro, assolutamente, però io a questo punto mi alzo e vado via, perché cioè, mi dice le cose nell'orecchio, poi non si dicono le cose nell'orecchio. Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, e l'Epore ha chiuso il processo per Fakir. Il sindaco dice sto con le vittime, che per lui non sono divise i medici innocenti fino a prova contraria, né i cittadini danneggiati. E ora che i video della bodycam smentiscono la tesi dell'omicidio, la famiglia di Abderrahim se la prende con chi li ha diffusi. Ragazzi, qua finisce male. Tragedia accostata alla strage del 1980, così il 2 agosto sarà un'altra data calda. Se ne parla in un paginone con Jessica Guidi a pagina 5 del quotidiano La Verità. Che per un uomo delle istituzioni sia opportuno davanti a fatti tragici schierarsi dalla parte delle vittime è cosa scontata. Nessuno che abbia a cuore la propria immagine pubblica direbbe mai apertamente di preferire a queste ultime i carnefici, come dimostra sempre più frequentemente la realtà. Però la verità, la vera difficoltà sta nello stabilire con certezza chi siano gli oppressi e chi siano gli oppressori. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è convinto di esserci già riuscito, almeno per quanto riguarda la vicenda di Fakir, il 42enne marocchino deceduto 10 giorni fa in uno dei quartieri difficili del capoluogo emiliano durante un'operazione di polizia. Ieri, nella sua prima uscita pubblica da sindaco sotto scorta per le minacce subite, alla fine la polizia l'ha dovuta chiamare anche lui, Lepore non solo ha ribadito da che parte bisogna stare, con la famiglia di Fakir e non certo con gli agenti feriti e con i cittadini danneggiati, ma giusto per dare un'altra spallata all'equilibrio istituzionale, ha apertamente accomunato il caso Fakir alla strage di Bologna. Signori, ce ne vuole di fantasia, abbastanza. A proposito del Consiglio Comunale di ieri, signori, si è fatta sentire la Lega, che ha presentato in aula la proposta di dimissioni del sindaco Lepore, signori. E allora ci colleghiamo con Matteo Di Benedetto che in un audio direttamente dal Consiglio Comunale di Bologna ci spiega perché si chiedono le dimissioni del sindaco di Bologna Lepore. Ascoltiamo. Onestamente rimango basito dalla scelta del sindaco di procedere con una piazza che tutti sapevano che sarebbe finita in questo modo, perché o il sindaco Lepore non era in grado di capire quello che stava facendo e allora è completamente inadatto al ruolo che ricopre ed è meglio per tutti se fa un passo indietro, oppure era consapevole di quello che stava facendo ma ha deciso comunque di andare avanti ignorando i danni che avrebbe poi comportato quanto stava accadendo alla città, e allora è politicamente ancora più grave questo e a maggior ragione deve andarsene, perché chi nega che ci sia un nesso eziologico tra la manifestazione di Piazza Nettuno e la guerriglia di Piazza Roosevelt mente sapendo di mentire, perché chi era lì ha visto che una larga parte del corteo, molto abbondante, semplicemente si è spostata, si è traslata verso Piazza Roosevelt,
dove non erano 2 gatti, ma erano centinaia e centinaia di persone, e hanno assediato la città per ore. Hanno distrutto negozi, hanno distrutto la città, hanno distrutto automobili, violenza ovunque. Io stesso peraltro sono stato inseguito da un gruppo di questi che davanti a una giornalista gridavano ammazziamolo, cioè Di Benedetto, quindi questo in Piazza Maggiore nel 2026, se vi sembra normale. Questa è la guerriglia che è stata portata all'interno della nostra città. Quindi chiediamo se il sindaco Lepore intende rispondere di tasca sua, come giustamente è stato detto, visto che in altre occasioni non ha perso tempo andare a chiedere i soldi in giro. Ora, visto che i danni si può anche dire che sono stati causati da una manifestazione, da eventi che hanno avuto seguito a una manifestazione indetta da lui e che molto probabilmente non avrebbero avuto luogo se lui non avesse indetto la manifestazione in Piazza 21, intende rispondere delle sue azioni o andrà avanti? O è questa l'idea di sicurezza che ha la sinistra? Grazie. Bella domanda, grazie ad Alessandro Russo per il video che trovate naturalmente sui social del consigliere della Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto. Ultimi 30 secondi, sentite un po' a un certo punto che cosa dice Di Benedetto. In quella piazza c'ero e non ho sentito una delle figure istituzionali presenti dire niente sui cori che sono partiti dal primo secondo, perché alle 7:01 il primo coro è stato tutto il mondo odia la polizia, poi sono partiti i cori poliziotti assassini, poliziotti assassini, poliziotti assassini, e nessuno, non De Pascale, non Lepore, nessuno di voi ha condannato questi cori. Andiamo bene, come si dice da queste parti. Senza tetto assale i vigili col coltello, agente spara e lo ferisce al fianco. Il quotidiano La Verità è piena di queste notizie terribili, una dietro l'altra, che riguardano la cronaca di immigrati o comunque di personaggi che non dovrebbero essere in giro. Brandiva l'arma per minacciare i clienti di un supermercato nel Livornese, a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Ma sfogliamo velocemente il quotidiano La Verità, perché ci sono un fracco di notizie su queste argomentazioni, ad esempio i permessi di soggiorno a pagamento grazie a pratiche fasulle. 18 gli arresti, quindi ormai ci dobbiamo chiedere anche quelli che brandiscono un permesso di soggiorno, se sia tutto regolare oppure no. Smantellata una rete criminale con base a Salerno. L'organizzazione sfruttava il decreto flussi fornendo finte attestazioni su lavori in aziende create ad hoc. Il volume d'affari era diversi milioni di euro. Ancora, eccolo qua. Allegria, africano fa la doccia nudo in spiaggia, però era in spiaggia, dai. Il senegalese si è svestito tra i bagnanti e all'arrivo della polizia ha aggredito gli agenti e col billo fuori, nel Ravennate immigrato ubriaco si sdraia in mezzo alla strada bloccando il traffico. E attenzione a come lo trattate. No, qui sono serio, non è che potete pigliarlo a pugno, a calci come ha fatto qualcuno, perché poi l'immigrato sdraiato a terra vi denuncia e lo dovete anche ripagare. Attenzione, non è finita, signori. Oggi sulla Verità, te l'ho detto, è da comprare e portarvela in spiaggia, brandendo, e lo ripeto, il giornale La Verità davanti a tutti, perché racconta cose pazzesche, come a pagina 7 Mirella Molinaro difende un amico rapinato, un gambiano lo uccide con un cacciavite in testa. Orrore alla stazione Togliatti di Roma. Un nordafricano interviene per aiutare un conoscente derubato, ma alla peggio e muore dopo una settimana di agonia. Ne parlano anche i telegiornali. Non è finita. A Varese, signori, è il giardino d'Europa.
c'è stata la festa inclusiva del sindaco Piddino, è una festa inclusiva, tanto inclusiva che è finita a bottigliate, finisce con le bottigliate dei Maranza. A Varese un'iniziativa alternativa contro il degrado termina con risse e feriti, cioè praticamente bello cercare di fare una festa tutti insieme, chiudiamo una via in via Como e stiamo tutti lì, si fa qualcosa insieme, però un minimo di controllo e la vendita di superalcolici, cioè ci deve essere qualcuno che controlla oppure no? Niente, si sono menati tutti quanti e qualcuno è andato all'ospedale. Ciao, ciao Varese. Non è finita, siamo ancora sul quotidiano La Verità, perché si scopre che il killer di Berlino, altro chiaramente musulmano, era libero perché immaturo. Ballu voleva arruolarsi in Siria, è stato condannato per pianificazione di attentati, non era in cella perché giudicato da minore nonostante avesse già 19 anni. Per il recupero lo stavano recuperando, come si chiama quella cosa troppo difficile, era stato affidato a una ONG finanziata con denaro pubblico, dove di lui dicevano: "È educato, va bene, va bene, va bene, va malissimo". Altra notizia sempre sulla Verità, io ve le segnalo a spot, ma poi il bello è che queste notizie le trovate anche su internet, possibilmente non a pagamento e chiaro che potete approfondire, ma fate prima ad acquistare il quotidiano La Verità, che con un euro e mezzo, quanto costa, vi fa sognare per giorni e giorni, soprattutto se siete in vacanza. Tra poco vi leggerò quest'ultima notizia che riguarda i progressisti che ribaltano la realtà e danno la colpa all'odio cattolico. Ne rimaniamo sconvolti anche di queste cose. Restate lì, la pubblicità, la canzone indipendente con una splendida versione jazz di L'odore del mare con Edoardo De Crescenzo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia invece tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose.
Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Penso al mondo come a un'armonia, tutto è giusto, sia così. Se ogni strada è la strada mia e il mio posto è stare qui, l'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà è l'unica per me, né dare né avere, la vita va da sé, né bene né male, intorno a me non c'è né luna né sole, e tutto nel mio cuore, tutto questo cercare, che amore poi diventerà. Penso quanta gente c'è, quante stelle di città, che in questo istante proprio come me vivono l'immensità, l'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà amore, amore, e mi sorriderà un giorno normale, mi illuminerà, né falso né vero, intorno a me non c'è né bianco né nero, è tutto nel mio cuore, tutto questo girare, che amore poi diventerà. Mamma è la domani, un artista davvero sottovalutato per il semplice fatto che non fosse figo, non fosse bello, ma anche Fabrizio De André non era bello, è stato un po' più fortunato. Chiaro che se appartenessero a questi tempi probabilmente non avrebbero fatto neanche un disco, e invece ha fatto comunque un grandissimo successo. Edoardo De Crescenzo, quello di Ancora, l'abbiamo canticchiata tutti quanti negli anni '80. Ha fatto molti altri pezzi dopo di quello, alcuni con un certo successo, altri assolutamente non ripresi dalle grosse radio,
così come questo nuovo album Jazz 2026, che riprende i suoi vecchi successi, non mi pare sia stato trasmesso in giro. Questo è L'odore del mare, in Essenze Jazz 2026. Nel suo stile personale convivono pop, jazz, blues e un cocktail magico che si sprigiona anche su vinile. Ed è bellissimo anche fare un regalo a vostro papà, alla vostra mamma e a voi stessi, regalando un disco, un vinile, e insegnando magari a vostro figlio come si punta il disco e come si screccia, eccetera, eccetera. Io lo sto facendo, o meglio, sta imparando da solo. Mio figlio Elia tranquillamente si è impossessato di tutta la mia attrezzatura anni 80. 8:39, il buongiorno, buone vacanze per chi se lo può permettere e anche per chi ha tanta malinconia per l'odore del mare, perché al mare non ci può andare. Beh, dai, ci siamo noi che vi teniamo compagnia, che leggiamo i vostri messaggi al 340 6709 659, che ogni tanto magari vi riusciamo a strappare un sorriso, ma la Nicoletta mi scrive questa notizia: questa notte la statua della Madonna presso la Croce Blu di Medjugorje è stata deturpata con vernice, spray e scritte sataniche, anche quella sulla collina delle apparizioni. Preghiamo affinché il male non prevalga. Le scritte sataniche presso Medjugorje. Ci mancavano. WhatsApp, certo, tantissimi, e vi ringrazio anche molti che ci fanno i complimenti per la prima trasmissione di ieri, per questo nuovo format che ha avuto tanto successo di ascolto in internet. Sai che in internet ti accorgi quanta gente sta guardando il sito di Radio Libertà, quanta gente sta sbirciando la pagina di Lega Salvini Premier, dove siamo in diretta in questo momento, ma lo eravamo anche ieri sera. Bene, è andato alla grande questo nuovo format che prenderà vita da settembre. Abbiamo fatto la puntata 0 di Guest Star, scritto Quest Star, con Sammy Varin che faceva da vigile, Alessandro Morelli a condurre e l'ospitone che è stato Claudio Borghi Aquilini. Se vi siete persi la puntata, la ritrovate facilmente sulle pagine Facebook della Lega e di Radio Libertà, ma oggi a mezzogiorno la ritrasmettiamo, 2 ore di conversazione dicendo cose, alcune delle quali sono certo oggi faranno agenzia, cioè vuol dire che appariranno nelle agenzie e di conseguenza verranno riprese dai colleghi giornalisti. Dicevo WhatsApp, ce n'è uno audio, non so chi sia, cosa voglia, sul cursore, sentiamo che dice. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Cercherò di essere più coinciso oggi. Allora, qui a Adro, paese vicino a Iseo dove abito io, qualche tempo fa, circa un mesetto, un ragazzo stava camminando per strada alle 10-11 di sera, gli si è avvicinato qualcuno da dietro, l'ha accoltellato. Per fortuna non è morto. Non ti dico chi era quello che l'ha accoltellato, penso che tu lo capisca. Questo cosa vuol dire? Che ormai siamo all'attacco delle persone da parte di chi ci odia e sappiamo chi sono. Quindi le leggine che fanno adesso questi qui del governo di centrodestra è tutto fumo negli occhi che non serve a niente a nessuno finché questa gente, compresi i magistrati che li lasciano liberi, non vengono spediti da qualche altra parte, se non a casa loro, in qualche isola sperduta nel Pacifico, visto che ce ne sono un sacco. L'altra cosa, gli ebrei si stanno comprando mezza Italia e tutti stanno zitti, mentre in Albania la gente li ha sbattuti fuori di casa. Perché quando arriva questa gente piena di soldi, che fa gli affari loro, dopo ci riduce come in Cisgiordania o dalle parti là della Palestina, più o meno, no? Perché gli ebrei sono buoni, bravi e belli a comandare, perché loro hanno la fissa, e lo dico da cattolico, hanno la fissa di essere come Dio. Non per niente hanno messo in croce Gesù Cristo. Finisco con l'ultima trovata. Allora, quei delinquenti terroristi che vanno a scassinare i cantieri non solo della TAV,
ma anche di tante altre cose. Mi chiedo come mai non vanno a scassinare i data center che ci spiano, si fanno gli affari nostri, rendono la gente lobotomizzata, consumano 10 volte l'energia che consuma una città come Brescia e 10 volte l'acqua che usiamo in tutta la pianura padana per irrigare i campi. Ecco, mi chiedo solo quello. Come diceva Falcone, andiamo a seguire i soldi, probabilmente troviamo la risposta a tutte queste domande. Ciao, grazie, buona giornata Marco da Iseo. Grazie, è difficile fare una buona giornata dopo tutte le cose terribili che ci hai detto, però alcune sono sicuramente condivisibili. Mi rituffo sui quotidiani, signori, eravamo sul quotidiano La Verità, avrete sicuramente visto sulla rete la chiacchierata, il comizietto di un'attivista tedesca riguardo i fatti di Berlino. Durante la veglia per le vittime dell'attentato questa bella ragazzina ha detto: quando ho saputo che una macchina si era lanciata sulla folla ho pensato spero non sia un immigrato o uno straniero, spero che sia una persona bianca e cristiana. Non aggiungo assolutamente altro. Potete ricercarvi il video in rete. Non è finita, signori. Il quotidiano La Verità è uno stillicidio di cronaca terribile e quasi tutti sono attori musulmani. Io non ci voglio credere. A pagina 9, accoltella a caso 3 donne a Parigi. È stato Allah a ordinarmi di farlo. L'uomo vagava in strada alla ricerca di bersagli brandendo 2 lame. Ferita pure una ragazza incinta. All'aggressore subito attribuiti presunti disagi psichici. Il ministro dell'Interno, prudenza sul movente. È bello che quando loro fanno le cazzate hanno problemi psichici. Quando capita purtroppo anche noi di esagerare, no, assolutamente era in grado di intendere e di volere. Ma ancora notizie? No, basta. Per favore, i sensi di colpa minano la sicurezza. In taglio basso, i casi francese e tedesco mostrano l'ipocrisia di chi difende l'integrazione. Si blatera di rabbia sociale e ci si rifiuta di ammettere il flop delle attività di deradicalizzazione, perché guarda che esistono le attività di deradicalizzazione che uno dice ma no, spruzzi l'insetticida, no, è come smettere di fumare, ci si siede l'intorno, è come smettere di bere, ci siede intorno e dice io parlo con Allah e il psicologo dice davvero parli con Allah? In questa stanza vedi anche Allah. Lasciamo stare, che poi si incazzano quelli. Se li tocchi la religione, sai che io c'ho Abdul, Mustafa, innamorati segretamente di me, ma non me lo possono dire perché poi farebbero figura con Allah, che mi ascoltano tutte le mattine e vi ringrazio perché questa rassegna stampa è così fuori dal normale che è ascoltata anche da chi odia Sammy Varin, Radio Libertà, il centrodestra, il governo, eccetera, e odia anche le rassegne stampa. Riesco a farmi ascoltare anche da chi non ascolterebbe mai una rassegna stampa. Grazie, ci scherzo, ma vi ringrazio perché siete un esercito gigantesco che poi condividete questa rassegna, la inviate tramite WhatsApp a parenti, amici. Giornalista bruciato a Deboli. Il movente? C'entrano ancora loro, ragazzi. Io non ho fatto niente. Tutto sulla Verità quest'oggi. Mai successo, una pagina dietro l'altra di notizie terribili con in mezzo i musulmani. Con tutto il rispetto per chi è musulmano e non rompe i coglioni a nessuno. Giornalista bruciato a Deboli. Il movente del tunisino. Rapporti gay vietati dal Corano. Luigi Esposito, il giornalista bruciato vivo a Deboli, noto nell'ambiente come Luca, abbiamo capito che diceva cose che non erano vere. E il GIP conferma il carcere per l'accusato che nell'interrogatorio avrebbe riferito di pressanti avance da parte di Luigi Esposito incompatibili con il suo credo, perché lui è musulmano e quindi i gay li ammazza. Li ammazzano nei paesi islamici e loro giustamente anche qui li ammazzano perché il nostro è ormai un
paese islamico. Tanto che Amazon ha ritirato il libro di Silvana De Mari, sappiatelo. Amazon ritira il mio libro sui musulmani, dice a pagina 11 La Verità, con il pretesto della mancata verifica dell'identità di un autore. In realtà sono stati forniti tutti i documenti. Amazon ha rimosso il volume autoprodotto sui pericoli della religione maometana. Nessuna spiegazione, solo un muro di decisioni definitive. Eccolo qua, lo sto mostrando in radiovisione, il film l'abbiamo anche già distribuito, quello vietato in Europa. Islam senza veli si chiama il libro sui musulmani, promosso da Silvana De Mari, e a questo punto, se avete il suo contatto, anche semplicemente su internet, scrivetegli per avere una copia e portarvelo al mare. Come reazione non sarebbe male. Sono ancora sul quotidiano La Verità perché mi sto basando su questo, essendo il quotidiano più ricco di notizie che difficilmente girano sugli altri canali. Sto dicendo cose, ragazzi. Sono a pagina 12 della Verità. La Meloni non può andare sul Colle e questi si chiamano Partito Democratico, articolo di Carlo Tarallo. La Schlein, ossessionata dalla destra al Quirinale, vuole il potere, ma quel ruolo non deve occuparlo chi esercita la leadership. Stiamo comprendendo che alla fine è il PD che sta comandando, anche se non è lui al governo. In taglio basso si è fatto sentire Luca Zaia, che insiste sul fine vita in Veneto. Il presidente del Consiglio regionale ha detto: la politica scelga, non farlo è ipocrita. Ricordiamolo che le varie regioni stanno decidendo autonomamente. Perché a livello centrale non si decide sul fine vita. Più cauto il governatore del Veneto Stefani, secondo cui spetta al Parlamento, e il dibattito slitta a settembre. Zaia si fa sentire sul fine vita oggi sul quotidiano La Verità. Tra pochissimo il Qui Parlamento, ma giustamente mi tuffo solo per un attimo sul Corriere. Il titolo principale: No TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati. Attenzione, identificati, ma l'arresto? Due. E mi sembra un po' strano, ecco, sembra un po' strano. È chiaro che la gente dice: ma come, siete voi al governo? E sì, ma l'arresto non lo decide Piantedosi e neanche Salvini, purtroppo. Sono i giudici, GIP, PIT, TIC, PUL, Controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni, la magistratura faccia il massimo. La Premier ieri in Val di Susa. Schlein, condanna senza se e senza ma, si è svegliata. Fermati 2 tedeschi. Centropagina sul Corriere Nazionale, via Maldini, in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte. Se voi capite qualche cosa è tutto quanto vostro il Corriere, lo sapete, io non parlo di calcio nella mia rassegna stampa, peggio per voi che ancora lo amate. C'è il Qui Parlamento? Penso di sì. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ma lo facciamo molto volentieri perché è un Qui Parlamento molto succoso. Parliamo di autonomia con Dimitri Coin. Qui Parlamento. Oggi quest'Aula compie un passo che per noi veneti non esito definire epocale. Un altro tassello in una strada che è sì tortuosa ma che stiamo comunque percorrendo. Con il voto favorevole del gruppo della Lega agli schemi di preintesa per la Regione Veneto non stiamo semplicemente approvando un documento burocratico. Vedete, da una parte c'è la burocrazia, ci sono i partiti politici, la politica e dall'altra parte il popolo. E oggi stiamo dando cittadinanza politica e istituzionale alla voce di milioni di cittadini veneti. Cittadini che fin dal referendum consultivo del 2017 attendono risposte concrete nel segno dell'efficienza e della responsabilità e del buon governo. Il 22 ottobre del 2017 in Veneto si è celebrato un referendum che aveva il seguente quesito: volete che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? A questo referendum
con il quorum a dimostrazione della serietà con la quale si fanno le cose in Veneto, in una regione dove l'8% degli aventi diritto al voto è iscritto all'AIRE e che per votare avrebbero dovuto rientrare in Veneto e non lo hanno fatto. A questo referendum, appunto, il 98,2% dei votanti, pari a 2.273.818 voti, ha detto sì, lo voglio. E questo, vedete, è un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. E non dimentichiamo che il governo dell'epoca, ovviamente di sinistra, ha osteggiato oltre i limiti la celebrazione di questa consultazione con ricorsi e negando ogni supporto. Ma il Veneto anche questa volta è andato dritto e se lo è pagato. Nessun riferimento nel quesito quindi al residuo fiscale, come si è sentito ieri in aula, ma già che ci siamo, ed il tema è stato introdotto, qualche numero ve lo voglio dare, giusto per fare memoria un po' a tutti i componenti di quest'aula e chi magari poi ascolterà anche l'intervento da casa. I dati a disposizione partono dal 1996 ed arrivano al 2023, cioè 27 anni. La media annuale è 19 miliardi di euro all'anno per un totale di 513,145 miliardi di euro di residuo fiscale. E all'onorevole Cappelletti, per suo tramite, Presidente, voglio dire che se anche fossero veri i numeri che lui ha dato sul costo della pedemontana veneta, con questo residuo fiscale noi ne avremmo fatte più di 50, pagandocele completamente con i soldi dei veneti. Paradossalmente, vedete, ci stiamo trovando davanti ad una parte di paese che è preoccupata a causa di una continua, strumentale disinformazione politica di una riduzione di risorse. Falsa. Ma non vediamo un'altra parte di paese arrabbiata, potenzialmente molto arrabbiata, per l'abnorme sproporzione tra quanto versato e la controprestazione ricevuta. Il residuo fiscale non è quanto verso, ma quanto verso in più rispetto alla controprestazione che ricevo e quindi, come riflessione banale, mi verrebbe semplicemente da dire, e allargo, se verso più della controprestazione che ricevo, allora non sarò certo responsabile di debito pubblico? La costanza di questo residuo e quindi la non eccezionalità dell'evento lo trasforma da sussidiarietà ad una sorta di costante imposizione fiscale collettiva. E tralasciamo i numeri della Lombardia, che sono imbarazzanti per quanto impressionanti. Anzi no, se volete ve ne dico qualcuno. Dal 96 al 2021, perché questi sono i dati a differenza del Veneto, che comunque non sono aggiornati, è di 1.337 miliardi in 25 anni, 54 miliardi di euro all'anno di differenza tra quanto versato e controprestazione ricevuta. L'autonomia, che quindi non ha niente a che fare con il residuo fiscale, ma se non ci venisse concessa magari ci potremmo pensare, è la forma più nobile di responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica. Chi è capace non la teme. A dimostrazione di ciò, giusto per fare un paio di esempi banali su ultimissimi dati che riguardano l'efficienza amministrativa del Veneto. Secondo Trend Sanità, rapporto CREA sulla sanità, il monitoraggio ministeriale sui LEA del 2026, in cima alla classifica nazionale relativa alla sanità si conferma il Veneto. La Corte dei Conti ha recentemente promosso il bilancio del Veneto a guida Stefani, e sottolineo con un punto fermo già dell'amministrazione Zaia, senza nuove tasse e senza toccare l'addizionale IRPEF, che è ferma a quanto stabilisce lo Stato, e cioè all'1,23%, forse unica regione in Italia. Secondo la CGA de Mestre, non certo un organismo leghista, i capoluoghi veneti, e ce ne sono anche governati dalla sinistra, i capoluoghi veneti per efficienza amministrativa superano costantemente le medie nazionali, con la mia città, Treviso, che si posiziona al primo posto tra le regioni e tra le città a statuto ordinario, tra le città nelle regioni a statuto ordinario. Con questo cosa voglio sottolineare? Che le risorse in Veneto le produciamo, che queste risorse sappiamo investirle e utilizzarle per il bene dei cittadini e vorremmo farlo in modo più ampio e completo. La continuità amministrativa in Veneto ha rafforzato sempre più la consapevolezza delle potenzialità operative di una buona amministrazione e confrontandosi con gli ostacoli con i quali devi fare i conti ogni giorno, rimossi i quali il beneficio per i veneti sarà enorme. Voglio dirlo con estrema chiarezza per smontare i toni apocalittici e la retorica del paese spaccato che abbiamo ascoltato anche in queste ore.
Sottoporre il Paese al merito e alla trasparenza, come certificato anche dai passaggi al Senato e dal rigoroso recepimento delle indicazioni della Corte Costituzionale. Questo percorso non sottrae risorse, valorizza invece chi sa spendere meglio i soldi dei contribuenti. Il Veneto, sotto la guida del presidente Zaia ed ora di Alberto Stefani, è da anni un modello di eccellenza amministrativa. Chiedere la gestione diretta di funzioni specifiche in settori chiave non è un capriccio, ma è una necessità per correre più veloci ed essere più vicini ai bisogni del territorio. Questo voto alla Camera è l'atto di fiducia che sblocca il percorso definitivo verso i successivi provvedimenti e disegni di legge di recepimento. Provvedimenti e un percorso parallelo, serio, blindato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che garantiranno standard e diritti uguali per i cittadini. L'autonomia è il contrario dell'assistenzialismo, è la sfida della responsabilità che responsabilizza tutte le regioni. Presidente, chi vota contro questa riforma vota contro la modernizzazione dello Stato, vota per l'immobilismo di un centralismo che ha già fallito. La Lega, che ha fatto dell'autonomia la sua storica battaglia di libertà, rivendica con orgoglio questo risultato. Mi sento di ringraziare esplicitamente i ministri Salvini, Calderoli, Giorgetti, i presidenti Zaia e Stefani, nonché l'allora ministro Erika Stefani per tutto il percorso e il lavoro che hanno fin qui fatto. Per questi motivi dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega per Salvini Premier e aggiungo una cosa: il Veneto è pronto e sempre viva San Marco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nelle sale della notte sotto un cielo senza età, cammino con il ritmo della libertà. Luci sfumano in lontananza, risate nell'aria già. Vivi ogni momento senza mai guardare giù. Vivi la vita con ogni battito che hai, con questa luna, tutto già possibile. Salta più in alto, lasciati andare questo momento, cantalo con me. Tra i vicoli di storie dove ogni sogno può volare, troviamo quella scintilla che non può smettere di brillare. Mani al cielo come vele verso la libertà. Questa notte non finisce, porta chi vuoi amare. Vivi la vita con ogni battito che hai, con questa luna, tutto già possibile. Salta più in alto, lasciati andare questo momento, cantalo con me. E quando il sole verrà a raccontarci chi siamo, non perdere questo incanto che viviamo insieme ormai. Ricorda ogni promessa sotto il cielo di noi. Questa storia è infinita come il cuore degli eroi. Vivi la vita con ogni battito che hai, con questa luna, tutto già possibile. Salta più in alto, lasciati andare questo momento, cantano come vivi la vita
con ogni battito che hai, con questa luna, tutto già possibile, salta più in alto, lasciati andare, questo momento, cantalo con me. La canzone è piena di ottimismo, colma di vita, infatti si intitola Vivi la vita. Lui è Salvatore Bosco, in arte Totò, è autore, compositore, produttore artistico-culturale, organizza eventi valorizzando talenti e creando nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. E attraverso la sua musica racconta storie autentiche, emozioni, valori capaci di parlare direttamente al cuore delle persone. Vivi la vita di Salvatore Bosco è entrato in programmazione qui su Radio Libertà. E nella nostra programmazione da sempre c'è anche Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno a te, un saluto a tutte le famiglie, a quelli che sono al mare, in montagna, e permettimelo, caro Sammy, un saluto a coloro. Noi serviamo qualche migliaio di famiglie da tanti anni e sappiamo quanta gente, noi adesso ce la godiamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, ma noi abbiamo tantissimi clienti, tantissime famiglie che in questo periodo vivono forse il periodo più brutto, nel senso che sono a casa, sono da soli, e quindi a loro che ci stanno ascoltando davvero un abbraccio molto particolare, davvero un abbraccio, perché ci chiamano in azienda. Tu sai Sammy che noi abbiamo il sito internet quasi da 20 anni, siamo stati una delle prime aziende, siamo su TikTok, siamo su Instagram, su Facebook, però vogliamo rimanere una bottega Sammy, è giusto o no? Perché nelle botteghe ti ricordi che tu aprivi la porta e c'era il salumiere, dicevi ciao, come stai? Bene, la mamma, il papà, lo zio a scuola, come quel rapporto, quella pancia, quel cuore, quella roba lì. E chi vuole fare commercio, chi vuole comprare, chi vuole vendere, non può lasciarle perdere quelle cose lì. Se no, guardate amici, che diventiamo tutti striscia la carta, prendi, paghi fuori dai chi non sei, e poi vai a spiegarlo tu che l'olio che hai comprato non è quello che pensavi te, che magari quello lì era lì, giustamente. Io lavoro per tutti, prima stava esponendo la carta igienica al supermercato e gli chiedi ma scusa, tu che stai esponendo e ci vuole la carta igienica, mi dici qualcosa di quell'olio che sto comprando? Noi non siamo quella roba lì. Io del nostro prodotto vi dico vita, morte e miracoli. Però vi dico che è un olio che non costa 5,50 € al litro. Però vi dico, occhio a questo numero di telefono, perché vi faccio un'offerta che fa paura. Dai. Che fa paura. La sputo? Vado? Dai. Mi butto? Vai. L'acqua è bassa ma mi butto lo stesso, tanto sono piccolo, chi se ne frega. Allora, 3 bottiglie del nostro olio top di gamma, primo novello etichetta nera. Quello che a Natale regalate al dottore, all'amico, al parente, 3 bottiglie. Leccino frantoio parenzano come tipo di oliva estratto a freddo, imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda e voi capite già di cosa stiamo parlando. 3 bottiglie di quello più 6 scatole di tonno pinna gialla, prima scelta, contrada San Cosumano, che trovate sul nostro catalogo, sul nostro listino, su olioacervis.com, un tonno fuori da ogni regola. C'è gente che ha mai provato il tonno, fidati Sammy, non lo sanno, mangiavano il pesce gatto, fidati. Cioè 3 bottiglie del primo novello per un'estate meravigliosa. Adesso dai, vi trovate col parentado, con gli amici, con l'amante, col prete, con chi volete voi, col vescovo, no? Attenti, 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, più 6 scatole di tonno di Sicilia, contrada San Cosumano, pinna gialla, 55 €. Attenti, questo vale per le prime 20 telefonate, perché è una cosa che facciamo per far assaggiare il nostro prodotto a chi magari non l'ha ancora provato e chi lo vuole ricomprare e chi vuole approfittare dell'offerta. 55 € tutto. E uno dice, chi ci ascolta per la prima volta, caro mio Sam, questo fa il furbetto, poi mi metterà 15 € di consegna o 7 € di imballo. No amico, no, ti stai sbagliando. 55 € a casa tua, sull'uscio di casa, non paghi il trasporto. Devi chiamare 030 68
4408 oppure olioacerbis.com. E se volete parlare con me, sono qua fino alle 11, poi vado in campagna, quindi se volete parlare con me per le informazioni chiamatemi, facciamo una chiacchierata. La bottega, amici, è aperta, e dove muoiono le botteghe muoiono le nostre radici. Vi voglio bene, alla prossima, ciao Sammy, buon lavoro, buon weekend, buon tutto, quello che c'è. Ciao. Grazie Ciao. Alberto Acerbis. Chiamatelo al volo, così lo beccate al telefono 030 68 40 408. Con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, una rassegna stampa assolutamente unica nel panorama radiofonico, la nostra, dove leggiamo i titoli dei quotidiani e in più leggiamo anche i vostri messaggi WhatsApp arrivati al 340 6709 659 a commento della nostra rassegna stampa, come ad esempio questo. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Allora, noi ci domandiamo il perché il governo non è in grado di attuare delle normative abbastanza robuste per frenare certe derive violente. Questo bisogna chiederlo alla Meloni. E ci chiediamo perché la sinistra fa fatica a condannare certe situazioni, dai fatti di Bologna agli accoltellamenti di islamici o comunque di violenze degli stranieri verso gli italiani, o ancora l'attacco terroristico dei TAV, dei no TAV in Piemonte, o altre situazioni del genere, semplicemente perché la sinistra attinge voti da sempre in quegli ambienti dei centri sociali, dei no global e sigle varie, ai quali si stanno saldando, se non addirittura si sono già saldati, i pro-Palestine, lì come cavolo si chiamano, gli immigrati, specialmente musulmani, che si stanno già organizzando per portare avanti il loro schema di società. Perché noi ci chiediamo come mai non si integrano, ma semplicemente perché loro hanno una visione diversa della società e psicologicamente la nostra società loro la vedono in un altro modo, non la concepiscono, non la vogliono concepire e non la possono concepire, perché rimangono legati allo schema della società che gli è stata fornita a loro dal Corano fin da quando sono nati. E poi c'è il famoso discorso della voglia di vendetta, perché l'Occidente, perché i bianchi, e questo riguarda magari soprattutto i Malanza, che aspirano ad avere tutto quello che abbiamo noi nel loro modo, senza far fatica. E la sinistra non li può comandare, perché questi tra qualche anno, se sono minorenni, magari andranno a votare la sinistra, se non faranno il loro partito. Ma la sinistra conta che questi ragazzi, che hanno magari 13, 14, 15 anni, tra qualche anno andranno a votare loro. Ecco, questa è la situazione. E noi, se in questo anno che ci rimane da qui alle elezioni, non riusciamo a dare una scossa e far vedere agli italiani che la Meloni, visto che la Meloni è la premier, non è la controfigura della Schlein, perché guarda che tanti italiani pensano che noi non stiamo facendo quello che dovremmo fare, ma che siamo ostaggi della sinistra, noi perderemo l'anno prossimo. Ultima cosa su Zaia. Mi è giunta voce, e forse tu lo sai già, dal Veneto, che Zaia starebbe preparando un suo partito da presentare l'anno prossimo. Prendila così come un pissi pissi bau bau, ok? Un suggerimento che mi è giunto all'orecchio. Ciao Sammy. Grazie del suggerimento, e comunque suggerimento che non compare sui cosiddetti giornaloni, sui quali torniamo infatti sul Corriere, che racconta dello sconto. Eccolo qua, mi ha sbattuto fuori perché non è abbastanza di sinistra il Corriere. Conto corrente postale 37671294, sospirate con me. Oh, e cosa dobbiamo fare? E quando clicco su un quotidiano che non è abbastanza di sinistra, il software mi sbatte fuori. E io chiedo a voi un nuovo computer di bordo qui a Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà.
Grazie. Siamo a pagina 6 del Corriere. Sconto di 17 centesimi sul diesel, taglio delle accise fino al 6 agosto. Il ministro Giorgetti spiega operazione da 125 milioni. Il greggio torna sotto quota $90. Sta scendendo perché in campo internazionale le tensioni si stanno abbassando, nel senso che ricominciano a parlarsi l'Iran e l'America. Interessante, nonché tragica, l'intervista in taglio basso di Fausta Chiesa a Tabarelli. Tabarelli è il fondatore e il presidente della società di ricerca Nomisma Energia. Cosa dice Tabarelli? Soluzioni a tempo per imprese e famiglie, ora bisogna investire raffinerie strategiche, ma dice anche c'è il rischio di mancanza di gasolio. La prima cosa è la guerra, ma venendo all'energia il problema più grave che vedo non sono tanto i prezzi quanto la possibile carenza di prodotti finiti nei prossimi mesi. Il primo è il gasolio, perché è il carburante più utilizzato dai camion e i due grandi produttori come la Russia e gli USA fanno già fatica a tener dietro alla loro domanda. E qua mi fermo, penso che ne abbiate abbastanza di sfiga, quindi ce ne porta abbastanza questa intervista sul Corriere a Tabarelli. Altra notizia Legher riguarda purtroppo l'Ilva. Ci sono soltanto brutte notizie sull'Ilva. Ilva chiusa entro 90 giorni, dice il virgolettato, o meglio, dicono i giudici. Ma Giorgetti, cessione stravolta. I giudici dicono troppo amianto e polveri. Riunione d'urgenza convocata da Meloni, fatto sta ci sono 90 giorni per mettere in sicurezza l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto oppure fermarla, ma metterla in sicurezza vuol dire praticamente fermare la produzione degli altoforni, quindi si mette decisamente male. Giro quotidiano e sto sbirciando quale mi converrebbe leggere, adesso dici vai su Repubblica, va che meglio, no, vado sul quotidiano Il Giornale, perché anche questo è potente, partendo dal titolo meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento di bilancio, ne abbiamo parlato anche ieri nella prima puntata di questo nuovo format andato in onda ieri sera lunedì dalle 21 alle 23 su Radio Libertà e su tanti altri importanti canali di comunicazione della Lega. Il formato si chiama Guest Star e non è dialetto, Guest Star, ok? Verrà replicato oggi dalle 12 alle 14 e anche, ve lo dico già, questa domenica intorno alle 11 del mattino. E cos'è Guest Star? Praticamente c'è un ospite in studio, lo intervistiamo ma fuori dai denti, gli dobbiamo far dire cose che non dice alle altre testate, agli altri quotidiani, perché noi siamo Radio Libertà. Ieri c'è stato Claudio Borghi Aquilini qua in studio, c'ero io a fare da vigile con Alessandro Morelli a condurre. Beh, abbiamo detto cose che penso quest'oggi faranno agenzia. Chiaramente non sono sui quotidiani perché abbiamo fatto tardi ieri sera, ma sicuramente vedrete qualche trafiletto qua e là su qualche sito. Chiudo la parentesi ringraziando naturalmente perché ci avete ascoltato in tantissimi ieri sera. Ritorno sul quotidiano Il Giornale che all'interno parla dei compagni islamisti, dai fan dell'attentatore ai giustificazionisti, lacrime sulla flotilla per il soldato dell'ISIS. È delirio, ragazzi. L'estremista che ha compiuto una strage al Pride di Berlino diventa una vittima del sistema. Negli occhi il peso di un mondo troppo grande. Avete capito bene? C'è chi ha il coraggio di assolvere Abdul, il 21enne libanese che con un van ha compiuto una strage in occasione del Pride di Berlino e oggi ne parla il quotidiano Il Giornale con in taglio basso sinistra alleata dei fratelli, schizofrenia e clientelismo. Anche qui
tanti pareri a confronto sul quotidiano Il Giornale. La rivolta dei leader gay, il fanatismo minaccia la nostra incolumità. Dopo Berlino si leva forte la voce di chi contesta l'ottusità del movimento LGBT. Basta solidarietà con gli oscurantisti, dobbiamo difendere i diritti conquistati. Capito il cortocircuito tra Islam e movimenti LGBTQ+? Salvini, no a spazi per l'Islam senza siglare un'intesa. No, l'estremismo islamico non è mica un problema, la Lega esagera. Il fanatismo islamico è il problema in Italia e in Europa. A prendere una posizione netta il giorno dopo l'attentato di Berlino è il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, che prosegue spiegando come sia giunto il momento di dire stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano, come avviene da tempo per molte altre confessioni religiose. Il riferimento è all'articolo 8 della Costituzione, che regolamenta ogni realtà religiosa diversa da quella cattolica. Ciò nonostante, le moschee abusive continuano a proliferare, mascherate da centri culturali che non sono però in alcun modo adibiti a luoghi di culto. In Italia però la comunità musulmana è frammentata in numerose associazioni che non riescono a dirsi concordi su un'unica intesa. Sono un po' come il campo largo del centro-sinistra. Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul quotidiano Il Giornale e anche qua la terribile notizia. L'ex Ilva rischia di chiudere entro 3 mesi. I giudici di Milano ordinano lo stop dell'area a caldo dell'acciaieria. In bilico 8.000 lavoratori. Oggi l'incontro con i sindacati. E cosa dobbiamo fare? Continuiamo a fare iniezioni di soldi per un qualcosa che ormai non può più andare avanti. Siamo sul Tempo, il quotidiano Il Tempo apre con la sfida della sicurezza. Meloni e Piantedosi in Val di Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo. Il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza, ma manca un racconto corretto della realtà. È interessante questa frase, È il motivo per cui abbiamo tirato fuori questo format andato in onda ieri sera, che riprenderà poi a settembre, Guest Star. Manca un racconto corretto della realtà, cioè di quello che sta facendo il governo e sta facendo cose. Tu dici, però vedi che cosa succede ancora sul fronte sicurezza. E attenzione, lì poi sono anche i giudici che non rimandano a casa i clandestini che hanno il permesso di soggiorno scaduto o non sanno neanche che cosa sia stato mai il permesso di soggiorno. Sono i giudici che non mandano in galera chi si macchia di gravi reati, ma li perdonano. Strategia per ribaltare la narrazione, titola oggi il quotidiano Il Tempo, ed è interessante perché davvero ci vuole una strategia comunicativa differente e io dico di più, dobbiamo fare squadra, la nostra radio e le altre testate che credono nella buona politica, dobbiamo fare più squadra. E il tentativo che stiamo portando avanti con questa trasmissione multimediale che si chiama Che Stare è proprio di fare squadra con tanti importanti siti di comunicazione e la pagina di Lega Salvini Premier che ha 1 milione e passa di follower, quella dei nostri importanti senatori, deputati seguitissimi, facendo squadra con questi personaggi e quindi facendoci ripetere dalle loro pagine, cerchiamo di raggiungere più persone possibili, chiaramente dicendo cose che gli altri non dicono. Allah me lo ha ordinato e accoltella 3 donne, il nuovo attacco in Francia. Ma anche qua, signori, il furgone che si lancia, l'omofobia è ovunque. A proposito di comunicazione, avrete notato, lo fa notare oggi sul quotidiano Il Tempo Alessandro Greco, che dopo l'attentato di Berlino certa stampa ha iniziato a parlare di clima d'odio per non ammettere che è stata violenza islamica. È un furgone che si lancia da solo, l'omofobia ormai ovunque, tutte le tattiche woke per nascondere l'evidenza, racconta oggi solo il quotidiano Il Tempo, che rincara la dose nella pagina successiva
con Andrea Venanzoni, quell'odio islamico contro di noi, le parole che la sinistra non riesce a dire. L'attentato di Berlino è stato raccontato dai media cercando di nascondere la realtà e spostando l'attenzione su altro. Auto piomba sulla folla, veicolo si lancia sul Pride, minivan falcia partecipanti a manifestazione. Scorrendo l'iniziale sequenza di lanci di agenzia, titoli di giornale e sottopancia di TG che annunciavano l'attentato contro il Pride berlinese di sabato scorso, si sarebbe quasi detto di essere piombati tra le pagine delle opere di Stephen King tipo Brivido o Christine la macchina infernale, con autoveicoli che d'improvviso si animano e decidono di ammazzare ignari passanti. Quando il minivan bianco ha colpito la manifestazione, la totale assenza di dettagli sul conducente segnalava nella maniera più limpida possibile cosa fosse accaduto davvero. Ormai è un pattern consolidato, come quando la stampa titola genericamente uomo o ragazzo per descrivere un fatto violento. Capisci immediatamente che si sta cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto. E qua mi fermo, ma è interessante l'articolo a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Ed è tornata la pasta asciutta antifascista, e vai, ma anche noi le facciamo, quelle anti-jihad, o anche il risotto, un bel risottino non ci sta male, a Civitavecchia questa volta. Pasta asciutta antifascista contro le foibe e la memoria selettiva, SLURP. Francesco Storace scrive che l'ANPI ha organizzato una cena per omaggiare Fratelli Cervi, la fanno ogni anno, messo uno striscione per coprire la targa dei martiri degli eccidi. Eccola qua in radiovisione la pubblicità della pasta asciutta antifascista, alla quale io partecipo ogni anno, chiaramente mangio e bevo come un porco, poi me ne vado urlando «Sono un fascista!». L'ANPI ha il diritto di celebrare la caduta del fascismo, sbaglia quando tratta la memoria delle foibe come un fastidio. Che schifo. Tanti saluti alla prova costume con la pasta asciutta antifascista, ma approfittarne per oltraggiare la memoria delle foibe non se lo può permettere neppure l'ANPI. Il rispetto ci vuole in andata e ritorno. Questa triste storia accade a Civitavecchia, dove nei giorni scorsi è andata in scena il rito della pasta asciutta dal sapore partigiano. Gli aderenti all'associazione si ritrovano, dicono per un motivo di carattere storico, si racconta che l'evento nasca e si rinnovi come omaggio ai fratelli Cervi, che ne furono i promotori prima di essere fucilati. Loro, vittime dei fascisti, i caduti delle foibe, vittime dei comunisti. Per l'associazione partigiani si può coprire anche solo temporaneamente una targa dedicata ai martiri delle foibe, mentre si celebra un'altra memoria storica, un gesto di pessima sensibilità. Punto. È la solita storia, con i soliti alibi, i soliti protagonisti. E qua mi fermo perché altrimenti vi vomito la pasta asciutta antifascista. Andatevi a cercare la notizia in rete o sul quotidiano Il Tempo. Vi meritate Repubblica, la nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini-CT ma la Serie A spinge per Conte. Senkun Shah è il titolo principale di Repubblica, ma c'è anche in taglio alto: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. Vero? Vero, si aspetta il surplus delle accise, sapremo i dati entro pochi giorni e Mago Varin già ve lo prevede, i primi di agosto, la prossima settimana, aspettate a fare il pieno di benzina, si abbasserà anche la benzina. Al vertice, tensioni e veleni, muro dei vice premier sulla tassa per le sigarette. La destra di Meloni voleva aumentare il costo delle sigarette, che non è per le sigarette, ma sarebbe stata una tassa in più.
abbiamo un po' litigato e siamo riusciti a farglielo capire. Ne abbiamo parlato proprio ieri nella trasmissione Guest Star, che andrà in replica a mezzogiorno. Claudio Borghi Aquilini giustamente ha spiegato che, insomma, una tassa in più ce ne sono già tante, non era il caso. Salvini e Tajani si oppongono, no a nuove imposte per ridurne altre. Nella riunione di maggioranza arriva subito la retromarcia di Meloni. Fatto sta, ragazzi, non si è aumentato niente, nessuna tassa, ma si è diminuito da oggi il gasolio, che dovrebbe scendere sotto i 2 euro. Se così non fosse, andate a bussare al vostro pompa benzinaio, perché c'è qualcosa che non funziona. Provate almeno a parlargli. L'ora d'acqua in piscina, pagina 27 di Repubblica, per le donne con burchini, l'ora d'acqua in piscina, civiltà. Altro che ghetto, se la Lega ha qualcosa da dire, no, è civiltà. Ci racconta da Salorno, in provincia di Bolzano, Giampaolo Visetti. L'ultradestra, noi siamo l'ultradestra, attacca la decisione di Salorno in Alto Adige, ma è un servizio per tutte, non solo per le musulmane, cioè praticamente aprono la piscina soltanto per le donne col burkini. Raccontano che è una questione proprio di cultura, perché Salorno è il 20% delle persone, sono 3.800 anime a origine straniere, è l'islamico circolo interculturale Aurora, che opera per dialogo, conoscenza reciproca e convivenza. È tutto contento che le donne in burkini possano entrare in acqua e che va bene. C'è un paginone gigantesco oggi sul quotidiano La Repubblica, se volete arrabbiarvi. Poi chiaramente la verità, come dico sempre, sta in mezzo. Sto per andarmene, ho ancora un secondo? Sì, allora vado sul quotidiano Libero, che questa mattina apre con Elli Pinocchia sbugiardata. Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna Flotilla, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Altra notizia che sicuramente farà arrabbiare, ma mai come quella a pagina 6. Dai 5 Stelle ai Verdi, i legami sinistra Notav, Meloni in Val di Susa, lo Stato non arretra. All'interno del quotidiano Libero, fermati 4 guerriglieri stranieri, e Di Pietro che dice questo è terrorismo. Si parla naturalmente dei disastri in Val di Susa. Oltre 1.400 li identificati, ma fermati 4 guerriglieri stranieri. Speriamo che sia valutata l'accusa di terrorismo. I PM valutano per il momento reato di devastazione. I leader del movimento dichiarano siamo tutti black bloc, però, e rivendichiamo tutto. Tutto? Me ne vado che è meglio. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone in regia. Tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca, e poi alle 11 ritorna Sammy Varin con i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659. Ci saluterà in diretta una bella canzone di Amanda Vitale, e ci saluterà anche lei, e poi faremo 4 chiacchiere con Dario Corradino, un autore che ha scritto vari libri sul cammino di Santiago di Compostela.